Dal 5 al 15 gennaio presso l'alloggio prefettizio una mostra ai cassetti della memoria e i segreti del Palazzo del Governo, nata dalla collaborazione tra la Prefettura di Agrigento e l'Archivio di Stato. La mostra documentaria restituisce memorie di storia locale nelle suggestive sale dell'alloggio prefettizio. Sono 20 fascicoli selezionati dal Fondo Prefettura dell'Archivio di Stato di Agrigento insieme alle loro storie. Aprono lo sguardo sul passato e invitano alla riflessione su luoghi, contesti nazionali e internazionali, eventi e figure illustri. Il percorso espositivo tra telegrammi, note, minute e lettere private evidenzia in modo particolare alcuni affari trattati dall'ufficio di gabinetto della prefettura. Dalla visita privata dei sovrani inglesi a Girgenti nel 1909 all'organizzazione dei pubblici spettacoli del terremoto di Messina del 1908 alla morte del re del Belgio, dalla gara ciclistica organizzata a Girgenti nell'anno del primo Giro d'Italia alle testimonianze sulla Casa Reale, dalle feste pubbliche nazionali e religiose alla concessione di titoli dalla pubblica sicurezza alle istruzioni per la compilazione dei telegrammi, dagli interventi nel settore della cultura all'amministrazione delle spese d'ufficio. Una narrazione, insomma, da scoprire tra i cassetti della memoria e da vivere attraverso la corrispondenza d'ufficio e i segreti del Palazzo di Governo tra cortesie istituzionali, aspetti del cerimoniale, burocrazia, diplomazia, governo del territorio. L'iniziativa era stata già anticipata nel corso di un incontro avvenuto in prefettura qualche giorno fa tra la responsabile dell'Archivio di Stato Rosanna Florio e il prefetto di Agrigento Filippo Romano.